Oggi mio figlio mi ha detto: mamma, non mi cucina niente perché già io ho due barbieri. E io ci ho detto: voglio, state accorto perché il barbiere ti fa bello, il vino ti fa wap e la femmina ti fa fessa. Ma l'unica femmina che non ti farà mai fessa è mamma, perché ti conosce troppo buona. Già lo so che mo che ritorna da barbiere tutto bello, alleccata e profumata, te narra una fame che si può mangiare pure a me. Quindi mi sono presa un panetto di impasto dalla mia pizzeria e mo ci faccio una bella focaccia. Venite a presa a me. Su questa bella focaccia ci vado a stendere un po' di olio con il pennellino, così. E adesso la metto in forno a 180 gradi per 30 minuti. Eccola qua, è pronta e io l'ho tagliata in due. Adesso ci vado a mettere un po' di cremina al basilico che avevo preparato prima e glielo stendo su tutto, ecco qua, su tutto alla piadina. Adesso aggiungo prosciutto crudo, abbondate perché se ci mettete ci trovate, ecco qua, troppo bello, saporito e fresco. E un po' di bocconcini di mozzarella, ecco qua, ci vado a fare una bella cornice con il mio quadripicasso, tutto torno così, qualche fettina al centro. E adesso chiudo così, aggiungo un po' di formaggio sopra, così, e un po' di semini, un mix di semi. E adesso in forno giusto 5 minuti, il tempo che si squaglia la mozzarella. Eccola qua, è pronta. E che bontà, chi stiamo sapendo da quando si fa, come diciamo a Napoli, quattro scopa. E si faccia fatto venire un genio, facete bello pure voi.